Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi volevo dedicare questa puntata a una nuova rubrica che voglio fare. Visto che non so se voi conoscete il canale Easy Crazy TV, ci sono robe comiche da trovare, anzi vi invito ad andare a vedere i video che sono molto divertenti, e in più trovate anche qualcosa di serio, documentari sulla storia sarda e altre cose, un po' di tutto, diciamo, è proprio una TV 360 gradi. Però io volevo fare una nuova rubrica per questo canale che riguarda il mistero, perché adesso ultimamente non si fa altro che parlare di mistero sui social. Come apri il cellulare, questi video ti arrivano sfrecciati di video di questo genere, soprattutto su TikTok. Su YouTube ultimamente sono un po' censurati questi video, però allora io ve li porto a voi. Non dico che siano realtà veramente da testare, comunque sono molto interessanti da vedere, quindi ve li ho portati e ve li faccio vedere. Partiamo dal primo mistero, parte proprio dalla Sardegna. Quindi il mistero parla di 10.000 anni fa che esistevano i giganti, parla di testimonianze di alcune persone che hanno ritrovato queste ossa di giganti, hanno pubblicato anche un video su YouTube. Non queste persone, è stato pubblicato da altre persone a parte, però ci sono le testimonianze di queste persone di questi ritrovamenti di ossa di giganti. Vediamo il video e poi discuteremo assieme. Via. Roba, diciamo, vestiti, per indumenti, per ripararmi, e intravidi in una grotta, c'era una grotta, un buco, e mi infilai dentro e lì vidi lo scheletro di questo gigante. È il 1972, Luigi Muscas, allora 10 anni, fa il suo primo incontro con qualcosa che cambierà per sempre la sua vita. Nelle campagne di Pauli Arbarei, un piccolo paese della Marmilla vicino a Sardara, ai piedi di quella che la tradizione popolare ricorda come la città perduta, un villaggio di cui oggi restano pochissime tracce, scopre una grotta con all'interno uno scheletro umano grande almeno 4 metri. Un po' spaventato, il ragazzino torna in paese con il gregge che aveva in custodia e racconta tutto al nonno. Lui contento, vieni che ti faccio vedere dove c'erano gli altri. Allora mi raccontava tutte le leggende, mi aveva fatto vedere le mura dove ci sorgeva la città, muri di 4 metri. Diventato scultore, Luigi Muscas oggi riproduce in piccolo quei giganti che ha avuto occasione di vedere prima nelle sue scorribande insieme agli amici nelle campagne del paese, e poi in seguito grazie ai tanti ritrovamenti di scheletri di giganti effettuati casualmente dagli agricoltori di Pauli Arbarei, che l'uomo ha avuto occasione di vedere più volte. Si pascolavano le pecore qui, venivamo a giocare con lo scheletro che era mummificato, aveva tutti i nervi e la pellicina, e facevamo muovere le dita, ci afferravamo al braccio, tiravamo un nervo e facevamo il dito piccolo, tutte le dita. Per noi era un gioco, ma durò poco, 5-6 mesi, poi lo presero. La scoperta dei giganti lo accompagnerà senza clamori sino a quando non si imbatte casualmente in un libro di Platone e scopre che i luoghi dove vivono i giganti descritti dal filosofo sembrano proprio quelli a lui più familiari. Sono i luoghi dove sino a 100 anni fa, alla periferia di Pauli Arbarei, c'era un lago e ancora tanti canali navigabili dove attraccavano le navi di questo popolo misterioso, un popolo di giganti ricordati in una leggenda arrivata sino ai giorni nostri. Io l'ho sentita da quando ero ragazzino, c'era un paese qui in Sopraudine, era un nostro, e c'erano 10.000 abitanti, 10-12.000 anni fa, con 10 dame di corte, e vuol dire che c'erano re e principi, eccetera, eccetera. Del 62, era aprile e maggio, si collocava un trattorino che acquistò la cooperativa Grange. Avevano acquistato questo trattorino nuovo, e quindi c'era il collaudatore dell'azienda venditrice, e io quando sono arrivato lì, mentre il trattorino che arava sprofondatamente con questo monopompe, ha fatto e si è spento il trattore, perché si è trovato sotto sforzo più di quello che era capace di trasportare, e si è spento. Abbiamo sollevato, ho rimesso in moto, ho sollevato un po', c'era questo masso sotto, l'abbiamo tenuto così in moto. Il trattore faceva così davanti perché, sai, il peso era più quasi del suo peso. Abbiamo volato sotto, sono avanzato e ho visto questo teschio. Prima abbiamo pensato che fosse un cavallo sommerso lì. Poi ho tirato fuori, ho avanzato così la testa all'esterno, l'ho presa in mano così. Tutti, dobbiamo ributtare lì, altrimenti vengono i carabinieri, succede un casino. Quanto era grande questa testa? Diciamo come un paiolo, anche più grande. Aveva ancora dei denti lunghi come metà delle mie dita.
E quindi era una persona, da dire una persona come io non ne ho visto mai occasione, né da vivere né da morte per persone così. Oltre il teschio c'erano anche... Tutto il resto umano c'era. È una lunghezza, era un uomo minimo, se non voglio dire una stronzata perché non l'abbiamo misurato, ma un uomo da 2,80 minimo era, capito? Perché visto la formalità della tomba dove lui era sommerso, era lunga oltre 3 metri avanzati, da un punto all'altro, quindi... Qualche tempo dopo la pubblicazione del suo libro, Luigi Muscas conosce Giuseppe Serra, un operaio che ha lavorato nel cantiere di scavo di Santa Anastasia, situato proprio al centro di Sardara, un cantiere archeologico ricco di testimonianze, con 3 posti sacri, uno inglobato nella chiesa e tante tombe, alcune ancora oggi non del tutto scavate. Io ho lavorato lì agli scavi archeologici di Santa Anastasia dal 73 fino al 96. Praticamente quando abbiamo iniziato i lavori all'inizio non abbiamo trovato niente, poi dopo inizio 82-83 abbiamo incominciato a fare degli scavi in cui sono stati trovati più di 40 scheletri. Addirittura questi scheletri che abbiamo trovato, nel dito ce n'era ancora qualcheduno che aveva l'anello inserito. Quanto erano grandi questi scheletri che avete trovato? Diciamo scheletri ce n'erano lunghi di 4,20, 4,80, 5,10, addirittura il più piccolo era 2,40. Ma erano scheletri umani? Scheletri umani, sì. Che avevano teste umane? Sì, tutto quanto. Scheletri diciamo che più o meno ce n'erano anche che avevano la testa, diciamo, grande come una ruota di 500 e oltre. E verso lì. Lì c'erano 2, uno sopra l'altro. Quanto erano grandi questi? Come vedete la lunghezza del metro, è così. 3 metri e 55 qui. Io ho fatto gli scavi qua con la sovrintendenza del dottor Rugas. Che periodo ha lavorato qua? Io verso l'84, 2 anni consecutivi ho lavorato qua. Ho fatto questi scheletri. Erano dietro l'altare della chiesa, che era sconsacrata, erano dentro delle scatole di cartone ed erano infilati lì dentro. C'erano femoni abbastanza da 1 metro, quelli neanche, comunque erano grandetti. E la testa non c'era, però c'erano tutti gli altri arti, erano grandi. Qua ne abbiamo tolto 2 che erano uno sopra l'altro, abbastanza grandetti lo stesso. Non saprei dire gli altri dove siamo andati a finire. Praticamente gli scheletri che sono stati trovati lì a Santa Anastasia, diciamo le ossa che noi recuperavamo le portavamo dentro la chiesa, messi nei sacchettini, poi dopo non si sa, quando sono venuti per ritirarli non si sa dove siano andati a finire. Gli scheletri per me sono spariti, non so dove siano andati a finire. E li mettevano nella chiesetta, questi scheletri li portavano via. Io non posso dire che li ho visti che li portavano via, però questi lo sanno che li mettevano lì. Chi li prendeva non si sa, ma lì potevano entrare solo chi comandava. Ecco, nel video che avete appena visto si fa proprio descrizione di queste ossa, la grandezza di questi teschi mastodontici e questi ritrovamenti. Quindi la questione è questa: se queste persone dicono fesserie, mi chiedo il perché dovrebbero dire fesserie, quindi perché dovrebbero dire delle bugie davanti alla gente, sputtanarsi davanti alla telecamera, tanto quello si sapeva che quel video andava a finire su YouTube o su qualche giornale. Uno non si sputtana in quella maniera dicendo fesserie, poi fa nomi e cognomi di chi c'era quel giorno, dei vari archeologi. Quindi a questo punto dico, se queste cose esistono, dove sono finite? Noi sardi vorremmo saperlo, visto che vorremmo anche vederlo. Quindi resterà nel mistero. Per ora non ci sono più prove dell'esistenza di questi giganti, sono state portate via. Quindi se voi avete informazioni a riguardo, scrivetelo sui commenti e ne riparleremo più avanti in un prossimo video. Il mio parere è non si sa. Io ho soltanto queste prove che avete visto voi. Il prossimo video che voglio proporvi è un po' inquietante, è stranissimo, ma non vi spiego altro, andiamo a vedere il video. Buongiorno ragazzi, questo ragazzo dice che in pratica sono i 2 soli della terra piana.
quello è Nibiru, avete visto, no? C'è il sole, potevi mettere una lente un po' più scura per vederlo perché sta alla parte di dietro ma si sta avvicinando. Quando Nibiru si metterà davanti al sole ci saranno i 3 giorni di buio, non arriveranno i fotoni verso la Terra e vivremo un periodo di non tempo che possono essere 3 giorni come possono essere 100 anni. Ecco, avete visto questo filmato? Ora vi faccio vedere un filmato uscito su TikTok della principessa del Giappone. Sentite un po' cosa dice. When this Earth are going into the 5th dimension, there is a place called Nuru. When we are passing through that place, 3 days, 3 nights, we are not able to use the electricity, the completely darkness, day and night. No sun, no stars, no light at all. Completely in dark, 3 days. No mass media or no information are announced to these people on this planet. Hidden government people know it. Just by themselves, they thought that they can be saved. They try to escape from this planet, or they are digging the underground city under Atlanta, Norway, Holland, Switzerland, Australia. About 10,000 people elite could be saved by living there. I don't think they are saved anyway. We need to purify our spiritual condition, physically and spiritually. Bene, questi erano i video che volevo proporvi, spero che vi siano piaciuti, vi ringrazio per aver visto i video fino in fondo e vi do appuntamento alla prossima puntata di Misteri Irrisolti.